E la nostra passeggiata per Rovigo inizia proprio dal suo centro. Siamo in piazza Vittorio Emanuele e io sono con la guida, colei che ci accompagnerà in questo percorso, ed è Deborah Martello. Ciao, ciao Deborah. Ciao. Allora, dicevamo, questa è la piazza centrale di Rovigo, che io vedo caratterizzata da diversi edifici e anche da tanti portici. Quindi parlaci un po' di questi edifici storici. Allora, sicuramente il più importante è il Palazzo Nodari, attualmente sede del municipio, che è anche il palazzo più antico della piazza, sorto nel 1400 e che raccoglieva l'antico ordine dei notai e degli avvocati che redigevano gli atti pubblici della città. È del 1400, la balaustra che vedete esterna è stata aggiunta in epoca successiva ed è del 1600. L'interno è completamente rifatto e la parte più antica è visibile solamente all'esterno. E invece Palazzo Roverella? L'altro palazzo imponente, Palazzo Roverella, che è stato costruito nel 1474 per volere della famiglia Roverella, un'importantissima famiglia proveniente da Ferrara. L'importanza del palazzo, oltre che dal punto di vista architettonico, è evidente anche per il fatto che ospita adesso ogni anno importanti mostri, già a partire dal 2005, e ospita anche la nostra Pinacoteca Civica con opere dell'arte veneta che vanno dal 1400 al 1700. E siamo nel comune di Polesella, sull'argine sinistro del Po. Questa è Villa Morosini, una villa del Polesine. Nel Polesine ce ne sono tante di queste ville. Qual è la particolarità che le contraddistingue dalle altre? Tutte le ville sono ville rivierasche, perché di proprietà veneziana, e i veneziani sappiamo benissimo che arrivavano nell'entroterra veneto percorrendo rigorosamente i fiumi, e quindi come Villa Morosini, tra l'altro l'architetto è Vincenzo Scamozzi, uno dei principali architetti che poi ha seguito le tracce di Andrea Palladio, e la vediamo proprio sorgere sotto all'argine del Po. Questo perché anticamente, all'epoca in cui la villa fu costruita, il fiume non era così alto, però a causa delle arginature e i detriti portati dal fiume hanno provocato l'innalzamento del letto e quindi di conseguenza anche l'innalzamento degli argini. Ecco perché potete vedere la villa molto bassa rispetto chiaramente al punto in cui noi ci troviamo. E sicuramente il Polesine è una terra che ha moltissimo da offrire, dei paesaggi naturalistici, ambientalistici incredibili, ma c'è anche tanta storia, tanta architettura, anche perché abbiamo visto lungo la riva sinistra del Po diverse ville sparse sul territorio. Di che ville si tratta, Deborah? Le ville lungo il Po sono quelle del territorio della Transpadana ferrarese, così chiamata perché fino alla devoluzione dello Stato Pontificio nel XVI secolo rientrava nel territorio di Ferrara, che ci ha dominato, come ho detto, per lungo tempo. Queste ville hanno una caratteristica: assomigliano più a delle fortezze medievali, sono robuste, hanno la facciata in cotto e sono abbastanza chiuse rispetto invece alle ville veneziane, che presentano ampie aperture, dei bellissimi pronai esastili, come per esempio Villa Badoer, dove ci troviamo ora, Fratta Polesine. La nascita della civiltà delle ville in tutto il Veneto e anche a Rovigo è legata al fatto che qui i veneziani, a partire dal XVI secolo, hanno bonificato tutti i territori agricoli, diventando degli imprenditori agricoli. Per questo avevano bisogno di una residenza di campagna e proprio da questa necessità sono nate le ville, tra l'altro in coincidenza con la grande figura di Andrea Palladio, che ha lavorato per tutta la nobiltà del Veneto nella prima metà del 1500 fino chiaramente alle grandi capolavori di Vicenza. Certo, ha lasciato veramente grandi segni e io penso a quanta vita in queste ville. Continuiamo il viaggio. Siamo partiti da Rovigo alla scoperta della sua provincia, abbiamo percorso la riva sinistra del fiume Po e ci siamo portati fino a Badia Polesine. Ovviamente chi viene in questo posto meraviglioso, in questo meraviglioso comune, non può non sostare presso l'abbazia della Vangadizza, che è il posto dove ci troviamo. Siamo esattamente nel chiostro. Deborah, innanzitutto Vangadizza, da vangare? Terra da vangare, infatti il complesso monastico è sorto proprio sulla rotta del Pizzon, tra il corso del fiume Adige e il Naviglio Adigetto, che poi attraversa i centri del Medio Alto Polesine. Il bellissimo chiostro trapezoidale, che tra l'altro è stato appena oggetto di lunghi restauri, veramente stupendo ammirarlo, soprattutto grazie a questo doppio ordine di logge che vediamo qui all'interno, il bellissimo pozzo poi al centro.